Il servizio civile è l'opportunità per i giovani di svolgere un anno in un'associazione, in un ente pubblico, in un'altra realtà di tipo sociale, facendo delle attività appunto socialmente utili. È l'eredità di quello che una volta era chiamata obiezione di coscienza, ovvero dell'alternativa al servizio militare, la possibilità di rendersi utili al proprio paese non imbracciando le armi, quindi servendo nell'esercito, ma servendo in contesti civili. E anche oggi questa eredità è diventata una istituzione, diciamo una possibilità per i giovani dai 18 ai 28 anni che possono candidarsi per fare un anno di servizio nel loro comune, in un'associazione, in una cooperativa sociale, svolgendo attività sì socialmente utili, quindi a favore anche delle fasce più deboli della società o della cultura, dell'ambiente, anche all'estero a volte, e soprattutto facendo un'attività che consente di imparare delle cose, mettersi alla prova, anche prepararsi al mondo del lavoro. Esistono diversi servizi civili, anche se per chi guarda da fuori le differenze possono apparire minime. Esiste un servizio civile nazionale, che è il servizio civile diciamo storico, quello emanato dal governo e che prevede numerosi posti in tutta Italia. E poi ci sono delle dimensioni locali, regionali del servizio civile. Infatti, per esempio in Veneto dal 2005 la Regione Veneto promuove bandi per il servizio civile regionale, che aggiungono dei posti in più e delle opportunità in più per chi si vuole candidare. Le differenze, dicevo, da fuori forse sono minime, però ci sono e sono sostanziali. Il servizio civile nazionale dura un anno, dicevamo, e prevede un compenso mensile, un rimborso, perché la cifra è molto ridotta, prevede 433,80 € al mese per i ragazzi che svolgono questo anno di servizio e un impegno settimanale di 30 ore settimanali. In altre parole, si è vincolati a fare 30 ore a settimana, ma giustamente si riceve in cambio un compenso mensile. Nel regionale il funzionamento è analogo a quello del servizio civile nazionale, con la differenza che il monte ore può essere più basso. Ci sono progetti da 18 ore settimanali, 24 ore, 20 ore, 25 ore, insomma ci sono monti ore diversi e questo rende questo impegno anche più conciliabile con eventuali altri impegni, per esempio di studio, secondi lavori e cose del genere. Il compenso nel servizio civile regionale è proporzionale alle ore fatte, quindi se un monte ore di 30 ore prevede un compenso di 450 € mensili, andando a scalare un compenso di 270 € è quello che corrisponde a un impegno di 18 ore settimanali. Un'altra differenza, per esempio, riguarda che nella Regione Veneto è previsto anche un compenso finale, un premio di fine servizio che varia anche questo in base al monte ore, che aggiunge insomma una risorsa economica in più per chi svolge il servizio civile. Poi ci sono tante piccole differenze che riguardano per esempio i permessi, le malattie eccetera, ma che sono dettagli che poi si scoprono durante l'anno di servizio. Non ci si può candidare tutto l'anno per il servizio civile, bisogna aspettare che gli enti emanino i bandi di selezione dei volontari, quindi nel caso dei bandi nazionali vengono emanati dall'Ufficio per il servizio civile, un organismo nazionale, oppure nel caso dei bandi della Regione Veneto vengono emanati appunto dalla Regione Veneto. Sono bandi di selezione come quelli per i concorsi pubblici in cui è possibile candidarsi presentando una domanda secondo una semplice modulistica e un proprio curriculum. Poi ci sono delle selezioni non particolarmente pesanti, però comunque che servono a scremare la lista dei candidati, che in genere è molto superiore a quella dei posti disponibili, e al termine delle selezioni si verifica se si è stati ammessi a prestare il servizio civile. Come fare a candidarsi? La cosa principale è scegliere un progetto tra i tanti disponibili, ce ne sono a livello locale, a livello nazionale, addirittura a livello internazionale, perché è possibile svolgere il servizio civile anche all'estero. Quindi la prima fase è assolutamente individuare il progetto e lì presentare la domanda. È molto importante ricordare che non è possibile candidarsi per più progetti, ma bisogna presentare la domanda per un solo progetto e quindi è importante scegliere il progetto giusto. Scegliere un progetto di servizio civile è la fase più importante delle selezioni.
La scelta del progetto di servizio civile si deve basare ovviamente su quelli che sono i nostri interessi. In altre parole, perché vogliamo fare il servizio civile? Dobbiamo scegliere in base a quelli che sono i nostri interessi personali, le nostre attitudini oppure l'utilità che questo progetto ha per noi. Per esempio, per arricchire il nostro bagaglio di conoscenze, il nostro corso di studi, la nostra formazione professionale. È importante, lo abbiamo detto, ma lo ribadiamo, ricordare che il servizio civile è anche un'opportunità di formazione per giovani che magari non hanno ancora accesso al mondo del lavoro e quindi vogliono fare un'esperienza significativa. Tutte queste motivazioni personale, professionale e formativa concorrono appunto a creare la motivazione generale che spinge il volontario a fare il servizio civile, e questo è determinante in fase di selezione. Durante le selezioni va ricordato che contano i titoli di studio, le esperienze che uno ha fatto, anche le esperienze di volontariato, e conta soprattutto la motivazione che uno ha nel fare il progetto di servizio civile. Quindi è molto importante spendere un po' di tempo per cercare nella lista dei progetti per cui è aperto il bando il progetto che più ci interessa, che più diciamo rispecchia quelli che sono i nostri obiettivi personali. In precedenza abbiamo accennato al tema della motivazione. Ecco, questo, se vogliamo, è un macro criterio che comprende i tanti criteri oggettivi che sono previsti nelle selezioni del servizio civile. Dicevo, criteri oggettivi come per esempio il percorso formativo che uno ha fatto, le esperienze di lavoro che ha svolto, le esperienze di volontariato, ma anche per esempio gli hobby, gli interessi, il modo in cui impiega il proprio tempo libero, sono tutti aspetti a cui viene dato un punteggio in fase di selezione. E poi durante un colloquio orale vengono valutate la motivazione, l'interesse, l'attitudine della persona al progetto. Ho insistito molto sulla motivazione perché questo concetto comprende un po' e dà valore un po' a tutti gli altri aspetti. Dicevamo, il servizio civile è un percorso formativo, quindi può sembrare strano che si vadano a valutare aspetti come la formazione che uno ha già fatto, gli aspetti delle esperienze professionali che uno ha svolto. In realtà tutti questi aspetti sottolineano quella che è la motivazione e gli obiettivi che uno ha nel candidarsi al progetto. Ad esempio, chi ha fatto studi sociali, ha appena magari concluso l'università o sta studiando all'università in ambito sociale, può essere sicuramente parecchio motivato a svolgere il servizio civile perché è un'esperienza in ambito sociale in cui si possono acquisire le competenze che poi si andranno a sperimentare nel mondo del lavoro, e quindi può essere un'esperienza introduttiva anche al mondo del lavoro. Non è detto che bisogna avere fatto studi sociali, però la motivazione deve essere sicuramente forte, non una motivazione debole. Tutte le esperienze che facciamo raccontano qualcosa di noi, e quindi è importante anche in fase di candidatura segnalare nel proprio curriculum le esperienze di volontariato, ma anche il modo in cui si impegna il proprio tempo libero, anche per aiutare la Commissione a capire chi siamo e perché vogliamo fare il servizio civile. Tra le cose che racconto spesso, per esempio anni fa durante la selezione del servizio civile una persona ha segnalato nel proprio curriculum la passione per la bicicletta. Può sembrare, e effettivamente non aveva nessuna attinenza apparentemente col progetto di servizio civile, però è un hobby che invece ha rivelato poi, soprattutto in fase di colloquio, tutta una serie di capacità organizzative e soprattutto ha rivelato che tipo di persona era quella che si candidava. Insomma, a volte dietro anche ai nostri semplici hobby, alle passioni che abbiamo, si nasconde poi quello che siamo veramente, molto di più peraltro che non i nostri titoli di studio. È possibile rivolgersi per informazioni ovviamente ai siti che trattano del servizio civile. Il principale è quello appunto del Servizio Civile Nazionale, www.serviziocivile.it, oppure è possibile rivolgersi all'ufficio regionale per il servizio civile che è appunto presso la Regione Veneto. Si possono trovare i riferimenti nel sito della Regione Veneto. A livello locale della provincia di Rovigo si possono chiedere informazioni allo sportello orientamento del CSV, che nel periodo in cui vengono aperti i bandi offre tutte le informazioni che è necessario avere per candidarsi, e organizza anche dei piccoli corsi in cui vengono spiegati, sono dei seminari molto brevi in cui vengono spiegati tutti gli aspetti relativi al servizio civile per potersi candidare come dire, preparati e pronti. Sul sito del CSV, www.csvrovigo.it, poi vengono pubblicati i bandi e gli aggiornamenti per chi fosse interessato a partecipare.